Tumore al seno, il Veneto vuole giocare d'anticipo, prevenire le malattie è meglio che curarle, questo è il principio. E così la nostra regione ha deciso di abbassare l'età per i primi screening al seno. Lo scopo è quello di arrivare prima dei tumori, scoprendoli semmai nelle fasi precoci per poterli battere. Cominceremo proprio da qui la rassegna stampa di oggi, che è mercoledì 2 ottobre. Benvenuti a tutti. Un giovane dell'Alpago che frequenta il liceo scientifico Galilei a Belluno volerà in Nepal per partecipare alle Olimpiadi non dello sport ma dell'astrofisica. Si chiama Nicola Bortoluzzi, ha soltanto 15 anni e vedremo tra poco anche questa notizia. Il soccorso alpino, poi sui giornali c'è molto su questo, festeggia i suoi 70 anni. A Belluno partono le iniziative per celebrare l'anniversario e ricordiamo che tra le prime sezioni del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico italiano, tra le prime sezioni a nascere, ci furono proprio quelle bellunesi. Torniamo ai tumori, alla prevenzione. Già a 45 anni è il titolone sul Corriere delle Alpi di oggi. Corriere, avete notato, che ha inserito nella testata un logo con un numero 30 1994-2024, perché appunto il quotidiano bellunese Corriere delle Alpi festeggia i 30 anni di vita. Gli auguriamo lunga vita, noi dall'amico possiamo dirlo, perché l'amico del popolo, ricordiamocelo, il nostro amico del popolo è nato nel 1909, quindi di anni ne ha ben più di 30 e siamo qui. Allora, prevenzione già a 45 anni, dicevamo, il 77% delle donne risponde alla chiamata del sistema sanitario veneto, il 77% delle donne. Bisogna riuscire ad alzare questa percentuale, ma è un dato importante. Si sa che nel Veneto le chiamate per gli esami di prevenzione hanno una risposta generalmente maggiore rispetto al resto d'Italia. È un segno di cultura anche sanitaria, perché prevenire è molto più importante che ritrovarsi a dover curare un malanno. Zaia, proseguiamo nella campagna di sensibilizzazione. Tumore al seno, da gennaio la regione abbassa l'età dei controlli che oggi sono previsti per la fascia 50-74, quindi si abbassa di 5 anni il primo esame. Torna l'ottobre in rosa per la prevenzione del tumore al seno. In Veneto 274.000 donne tra i 50 e i 74 anni si sono sottoposte allo screening, un numero che dal 2025 dovrebbe aumentare. Il governatore ha infatti annunciato, dice il Lancio in prima pagina, che dal 1° gennaio si abbasserà l'età in cui le donne saranno chiamate a effettuare i controlli, si partirà dai 45 anni. L'articolo, il tema viene approfondito a pagina 13 e noi ci andiamo, eccolo qui, screening a 45 anni, cancro al seno, il Veneto abbassa l'età dei controlli. È firmato da Annalisa Girardi, noi ne leggiamo qualche pezzo di questo articolo, poi lasciamo a voi come sempre l'acquisto dei giornali che vi presentiamo qui nella rassegna stampa di Radio Piave in Blu. Torna l'ottobre in rosa, è il mese della prevenzione del tumore al seno. In Veneto l'anno scorso 274.000 donne tra i 50 e i 74 anni si sono sottoposte allo screening, cioè hanno fatto l'esame 274.000 donne per vedere se va tutto bene sul seno. Un numero che dal 2025 dovrebbe aumentare. Il governatore Luca Zaia ha infatti annunciato ieri in conferenza stampa che dal prossimo 1° gennaio si abbasserà ulteriormente l'età in cui le donne saranno chiamate a effettuare i controlli, si partirà dai 45 anni. Quindi, care nostre ascoltatrici, aspettatevi questa chiamata e il consiglio nostro è sempre quello di aderire alle attività di prevenzione, di diagnosi precoce. Pensiamo a quanta importanza ha in provincia di Belluno anche quella, le attività che si fanno per il colon retto. Insomma, siamo una regione in cui la prevenzione è un dato di fatto importante, quindi è senz'altro utile continuare su questa strada. Oggi facciamo un'opera di sensibilizzazione, ha aggiunto il governatore, spiegando che tra le donne che hanno aderito allo screening sono stati diagnosticati 1810 tumori. Ok? Cioè, tantissime donne, abbiamo detto, 274.000 si sono sottoposte agli esami e hanno trovato quasi 2.000 tumori. Se li trovi, dei quali oltre 1.000 in uno stadio meno severo, cioè, come si dice, li hanno presi in tempo. Se prendiamo in carico presto le donne,
dice sempre Zaia, riusciamo ad essere molto più efficienti dai primi sospetti fino al percorso di cura. La mortalità che registriamo al quinto anno è tra le più basse in Italia. Perché abbiamo la mortalità più bassa del cancro al seno? Cioè nel Veneto si muore meno di cancro al seno. Perché? Perché nel Veneto c'è una prevenzione molto, molto efficace e la si vuole rendere ancora più importante. Era presente anche l'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin, ha detto la regione aveva già fatto uno sforzo importante negli anni scorsi in termini di prevenzione, alzando l'età massima dello screening organizzato a 74 anni, ora ampliamo ulteriormente la platea, perché abbiamo detto chiaramente se abbassi l'età delle donne che vengono chiamate, ne vengono chiamate di più. Sempre la Lanzarin, sappiamo che alcune situazioni si possono manifestare anche prima di questa età. L'ha imparato il mondo intero con la storia di Angelina Jolie, per fare un esempio. Ci sono dei casi, ad esempio quelli dei portatori di specifici geni, in cui la malattia si può manifestare prima. Credo quindi che sia molto importante fare prevenzione e parlarne. L'attenzione alle donne più giovani è fondamentale e la ricerca scientifica, hanno spiegato le esperte, dimostra come la densità mammaria, generalmente maggiore nelle fasce anagrafiche più basse, sia un fattore di rischio aggiuntivo. E qui si invita, come sempre, a farsi vedere subito se c'è appena un sospetto che ci sia qualcosa che non va, se si sente un nodulo. Meglio sentirsi dire che non era nulla, oppure farsi togliere quello che desta sospetti, insomma, per poi analizzarlo e dire non era niente, piuttosto che trovarsi poi magari con un tumore. Il tumore al seno resta una dei più diffusi per le donne e si muore, insomma, ecco, anche. Ma si guarisce in larghissima misura, soprattutto se viene preso presto, quindi mi raccomando. Dunque volevo farvi vedere appunto su questo giornale, sul Corriere delle Alpi, che sto scorrendo qui con voi, spero che non vi faccia venire il capogiro chi ci guarda sui social, vedere questa carrellata di notizie che vi sottopongo, perché volevo arrivare insomma, passiamo per questa pagina 24, dove si dice che il castello di Alboino è primo tra i luoghi del cuore del FAI. L'altro giorno era sesto in classifica, l'ha scalata ulteriormente, l'edificio ha scalato in pochi giorni la graduatoria con i voti di tutta la città di Feltre. Non solo, perché anch'io, che sono di Belluno, ho votato per il castello di Alboino. Si va sul sito del FAI, è facilissimo, si clicca e si vota per sostenere questo nostro patrimonio che abbiamo in provincia, che è il castello di Feltre. Quindi appunto non sta votando solo la città di Feltre, posso testimoniare. Si può votare fino al 10 aprile del 2025, la sindaca Fusaro pronti per il suo rilancio. C'è molto da fare lì al castello. La spinta con una vittoria nella classifica del FAI potrebbe essere importante. Volevo arrivare, come dicevamo, al giovane chiamato alle Olimpiadi in Alpago, o meglio chiamato nel Nepal dall'Alpago, astronomie e astrofisica. Nicola alle Olimpiadi oggi partirà per il Nepal, frequenta il secondo anno del liceo Galilei. Trovate la notizia dunque sul Corriere delle Alpi, siamo a pagina 22. Eccolo qui, c'è anche la fotografia del plurimedagliato Nicola Bortoluzzi. Malgrado la giovanissima età, dice di non essere particolarmente emozionato per la prova che lo attenderà nel fine settimana, le Olimpiadi di astronomia e astrofisica, che si svolgeranno niente meno che a Kathmandu, nel Nepal. Nicola Bortoluzzi ha 15 anni, è di Pieve dal Pago, frequenta il secondo anno del liceo scientifico Galilei di Belluno, e la passione per l'astronomia, sia come osservazione del cielo, ma soprattutto come studio fisico e matematico, ce l'ha fin da quando era bambino, cioè ieri potremmo dire, no? Bravissimo questo ragazzo. Fin da piccolo ai campi scuola normali preferivo quelli in cui si facevano lezioni di astronomia, come a Crespano del Grappa, ci racconta, evidenziando che di gare di questa materia non ne ho mai saputo nulla finché non sono arrivato al liceo, e così dall'anno scorso è iniziato questo mio percorso. Sono le parole appunto di Nicola Bortoluzzi. Ritorno sulla prima pagina del Corriere delle Alpi per far vedere quali sono gli altri titoli, gli altri temi che il giornale segnala come più importanti, mettendoli in prima. In Veneto il 66% dei medici è anti-abortista. Auronzo di Cadore caccia al dottore, l'obiettivo è riaprire oncologia.
Consiglio comunale di Belluno, l'affondo del PD, De Carlo, il vero sindaco, gli esponenti del Partito Democratico attaccano Oscar De Pellegrin dopo il voto sullo Ius Scholae che sembra far pensare, dicono, che ci sia una direzione remota delle posizioni del sindaco attribuendole all'esponente di Fratelli d'Italia. La fotografia centrale della pagina ritrae una scritta su un masso delle Tre Cime, che è importante perché è un masso dove ci sono tracce di passaggio dei dinosauri. Qualcuno ha scritto "Tourists go home", cioè turisti, tornatevene a casa. Il titolone del Corriere non gira attorno, dice che si tratta di sfregio sulle Tre Cime, turisti, tornate a casa. No, sfregio non lo so, però insomma sono intanto quei massi là che hanno quell'importanza anche così naturalistica, sarebbe meglio proprio lasciarli stare. Vabbè, insomma, verrà pulita la scritta. Stavolta, dice l'occhiello, non è opera di villeggianti cafoni la scritta sul masso con le impronte fossili di dinosauro. Turisti, tornate a casa, c'è la foto che ritrae una persona con la barba che indica la scritta. Si tratta del famoso disabile Pesce, che ci ha abituato alle sue imprese pur mancandogli una gamba, bravissimo, e la guida Denes hanno scoperto il gesto vandalico sul blocco di Dolomia, il lancio in prima di Nicola che se ne va in Nepal per le Olimpiadi, così cambia la vita del maestro da sci, clienti, guadagni, aneddoti. E passiamo alla prima del Gazzettino di Belluno, soccorso alpino, eroi da 70 anni. Con questo apre il giornale oggi. In occasione del compleanno il corpo bellunese sabato 19 ottobre inaugurerà la nuova sede in zona aeroporto. Tante iniziative, a cominciare da una mostra nei loggiati della prefettura di Belluno, ma poi il soccorso alpino sarà anche a Oltre le Vette. È nato il soccorso alpino 70 anni fa e subito articolato in sezioni, la maggior parte di queste erano del Veneto ed erano in provincia di Belluno, quindi veramente possiamo dire che in provincia di Belluno siamo stati tra i primi a dare sostanza al neonato Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Il delegato bellunese Alex Barattina afferma: potremmo allenarci e preparare le nostre uscite potremo in tutta tranquillità e sicurezza. Si riferisce al fatto che la sede vicino all'aeroporto consentirà una migliore operatività per i soccorritori, e questo va benissimo. Vedete la fotografia di prima pagina ritrae il Ponte della Vittoria, il bellissimo Ponte della Vittoria, arcata unica sul Piave, largo, sotto Belluno, sotto il Duomo, sotto le case di via San Lucano. Ecco, prima abbiamo detto del FAI, del Castello di Feltre in testa alla classifica del FAI. Bene, i cittadini di Borgo Piave rilanciano e propongono di sottoscrivere anche la candidatura del Ponte della Vittoria per quanto riguarda le firme al FAI per i luoghi del cuore. Avviata la campagna come per il Castello di Alboino, Ponte della Vittoria, firme per scalare la classifica FAI. Il ponte ha bisogno, ci sono segni del tempo che è passato, mancano addirittura dei pezzi, mentre Feltre resta salda in cima alla classifica del censimento dei luoghi del cuore, del FAI, il Fondo Ambiente Italiano. Anche Belluno presenta in grande stile la sua proposta e candida il Ponte della Vittoria, al via la raccolta di firme anche nei negozi della città. Altri titoli: Palaghiaccio di Cortina, i conti non tornano, rosso da 1 milione, critico l'ex sindaco Ghedina che chiede un'inversione di rotta per limitare le spese. Livina Longo, pochi alloggi e trasporti inefficienti, 10.000 euro al metro quadro ad Arabba, con un trasporto pubblico inefficiente, i consiglieri comunali costretti a dare un passaggio agli alunni, va così. Padrin doveva astenersi sulla fiera di Longarone. Polemica politica, continua il confronto tra il presidente della provincia Roberto Padrin e la consigliera di minoranza Cindy Manusci, che è sindaca di Pieve di Cadore. Un dibattito nato dopo l'astensione sulla ricapitalizzazione di Longarone Fiere. Padrin: non tutti hanno capito che la fiera rappresenta un patrimonio per l'intera provincia, ma siccome si dice Padrin è sindaco di Longarone, beh, insomma, lavora anche per
per casa sua, no? E quindi insomma c'è chi si attendeva una posizione più neutrale. Manusci replica: Padrin, sindaco che è stato dipendente di Longarone Fiere, doveva astenersi. Santa Giustina, Unifarco su il fatturato, gli utili volano a 5,7 milioni, il consolidato pensate che è aumentato del 12% e siamo a 93 milioni di euro, insomma quell'intuizione, penso a Slaviero, Baratto e a Ernesto Riva che per tanti anni è stato collaboratore anche dell'Amico del Popolo con una rubrica di erboristeria, bene, insomma, quell'intuizione ci ha visto giusto, insomma, bravissimi, bravissimi quelli di Unifarco. Strada per Medil, cronache piccole se volete, locali proprio, però importanti, la frazione, parliamo del comune di Belluno, la strada per Medil, dopo un anno arriva il finanziamento per metterla a posto, inagibile, un'odissea per tornare a casa. Ricordiamoci che anche Belluno è montagna, non solo la parte alta della provincia. Ciclismo, presentata la Gran Fondo Sportful, in corsa anche il campione Sagan, pensate. Di questo si è parlato in regione, si tratta di una manifestazione locale che si svolge a Feltre, nel Feltrino, e che ha un rilievo sicuramente internazionale, quindi la regione giustamente l'ha presentata a Venezia. Allora con questo io vi saluto qui, vi auguro un buon mercoledì, stamattina, perlomeno stamattina, ma forse anche più tardi sarà piovoso, vabbè, insomma, noi lo accettiamo, è giusto che d'autunno piova, no? Quindi seguiteci su Radio Piave, su www.amicodelpopolo.it. Un abbraccio a tutti da Luigi Guglielmi, ciao!